Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova immersione profonda. Oggi ci tuffiamo in un tema che sta davvero plasmando il futuro del digitale. L'integrazione delle reti non terrestri, quelle che sentiamo spesso chiamare NTN con le reti 5G. Vedremo come questo impatta le comunicazioni a livello globale, con un focus speciale su quello che si sta muovendo qui in Europa in termini di iniziative e standard. Esatto. E per farci un'idea più precisa di questo scenario ci siamo basati su diverse fonti. Abbiamo analizzato a fondo i white paper e i report di 5G Americas e dell'ETS, l'Istituto Europeo per gli Standard delle Telecomunicazioni. Ah, l'ETSI, un nome che sentiamo spesso quando si parla di tecnologia e innovazione. Vero. E per rendere il tutto più concreto e vicino alla tua esperienza quotidiana, abbiamo anche preso in considerazione un articolo molto pratico che spiega come inviare un segnale SOS in montagna. Utilissimo. Quindi, ricapitolando, la nostra missione oggi è capire come i satelliti stiano diventando parte integrante del 5G e di come questo influenzerà anche il 6G, la rete del futuro. E analizzeremo cosa significa per la connettività di tutti, soprattutto in quelle zone dove il segnale è sempre stato un problema, e per applicazioni vitali come i servizi di emergenza. Iniziamo subito allora. Parliamo di questa convergenza tra 5G e reti non terrestri. Dalle nostre fonti emerge che i nuovi standard del 5G stanno aprendo le porte all'integrazione dell'NTN, inclusa la comunicazione via satellite, in un'esperienza wireless sempre più globale e senza interruzioni. Sì, e questa integrazione è cruciale perché permette di usare le infrastrutture esistenti per portare il 5G anche dove prima non arrivava. In pratica si sfruttano i satelliti per colmare il divario digitale. Un punto a favore dell'inclusione digitale. E a proposito di visione globale, ho notato che organizzazioni come 5G Americas offrono le loro risorse in diverse lingue, tra cui spagnolo e portoghese. Un segno di quanto sia importante pensare in grande. Assolutamente. E per darti un quadro completo è importante capire che ci sono diversi tipi di orbite satellitari coinvolte. Ah, interessante. Spiegaci meglio. Ci sono i satelliti geostazionari, quelli in orbita GEO, che si trovano a circa 36.000 km di altezza. Pensa che un satellite GEO rimane sempre sopra lo stesso punto della Terra. Poi ci sono i satelliti in orbita media, MEMEO, e quelli in orbita bassa, LEO, che possono arrivare fino a 400 km dalla superficie terrestre. Ogni orbita ha le sue caratteristiche, immagino. Esatto, ad esempio, i satelliti LEO, essendo più vicini, offrono una latenza minore, un fattore cruciale per certe applicazioni in tempo reale. E a proposito di applicazioni, quali sono gli scenari d'uso più interessanti per le NTN integrate nel 5G? Il white paper del 5G Americas ne elenca diversi, si va dal miglioramento della banda larga mobile sia per connessioni fisse che per cellulari in movimento alla multiconnettività. Immagina un dispositivo che usa contemporaneamente diverse reti per una maggiore affidabilità. Sarebbe fantastico. E poi c'è l'Internet of Things, sia su larga scala che locale. Esatto. E non dimentichiamoci delle applicazioni per la pubblica sicurezza. Le NTN possono rendere le reti più resilienti in caso di emergenze, permettere una connessione ibrida tra reti diverse per una banda larga mobile più performante e persino abilitare la trasmissione Direct Node, dove un telefono comunica direttamente con un satellite senza bisogno di un'antenna terrestre. Le possibilità sono davvero tante. Il white paper entra nel dettaglio di diversi aspetti, offre una panoramica del settore, analizza i casi d'uso, spiega l'evoluzione degli standards, descrive l'architettura NTN basata sui satelliti, valuta l'impatto sulla rete di accesso radio RAN e parla delle diverse opzioni di implementazione e della continuità del servizio di rete. Sì. E quello che emerge con forza è come gli standard del 5G stiano includendo le NTN e i segmenti satellitari nell'ecosistema 5G. Non sono più sistemi separati, ma parti di un unico sistema che mira a offrire una connettività più ampia e affidabile. E questo naturalmente solleva diverse questioni tecniche, ad esempio quali frequenze dello spettro vengono usate dai satelliti, come si integrano i diversi modi di funzionamento e come funzionano il roaming e la condivisione dei dati tra reti terrestri e satellitari. Insomma, la tecnologia dietro a tutto questo è complessa. Vero, ma fondamentale per far funzionare tutto al meglio. E ora che abbiamo un'idea generale di questa convergenza, spostiamo l'attenzione sul ruolo dell'Europa in questo scenario in continua evoluzione. Parliamo dell'Europa, quindi. L'Europa sta dimostrando di essere un leader nello sviluppo del 6G e nell'integrazione delle NTN, e un attore chiave in questo campo è sicuramente l'ETS. Sì, l'ETSI è un punto di riferimento. Come istituto di standardizzazione europeo e globale per le tecnologie ICT, sta svolgendo un ruolo fondamentale. Hanno già fatto passi da gigante con il 5G, concentrandosi sull'efficienza delle reti e sul supporto a nuove applicazioni. Aspetti cruciali per molte industrie che si affidano al 5G. E ora lo sguardo è puntato al 6G. Le reti non terrestri saranno ancora più importanti nel futuro del 6G. L'ETSI vede in loro un enorme potenziale per rivoluzionare la connettività e colmare il divario digitale. Già.
E qui entra in gioco la visione da Smart Networks and Services Joint Undertaking, la SNSGU, una partnership europea che sta tracciando la strada per il 6G. Loro immaginano un sistema multilivello che include reti terrestri, reti aeree, come quelle usate dai droni e dalle piattaforme ad alta quota, e reti spaziali, quindi i satelliti. Una visione ambiziosa. Integrare le NTN in un sistema del genere è una sfida. Sì, ci sono diverse sfide di ricerca da affrontare, ma i potenziali benefici sono enormi, soprattutto per la possibilità di avere una copertura wireless ubiqua e a costi accessibili anche nelle aree meno servite. E quali sono i principali vantaggi delle NTN? Le nostre fonti parlano di supporto per l'IoT in tempo reale, servizi di emergenza più rapidi ed efficaci, connettività per chi si sposta ad alta velocità, come su aerei o treni, e una rete di supporto backhaul resiliente, grazie a satelliti LEO. Un bel pacchetto. E per trasformare questa visione in realtà ci sono diversi progetti di ricerca europei finanziati dal programma SNS che si concentrano proprio sull'integrazione delle NTN nel 6G. Sì. Ad esempio c'è 5G Stardust che punta a un accesso distribuito, ubiquo e intelligente alle telecomunicazioni usando sia satelliti che reti terrestri. In futuro la tua connessione potrebbe passare fluidamente da una rete all'altra. Fantastico. E poi c'è 6G NTN, che si concentra sulla progettazione e la verifica di come integrare le reti terrestri e non terrestri nel 6G. Si occupa anche di come gestire le interferenze e di come ottimizzare il passaggio da una rete all'altra, l'handover. C'è anche Ether, giusto? Sì. Ether si concentra sulle reti ibride, terrestri e non terrestri, che si adattano autonomamente alle condizioni del momento. Una rete che si configura da sola per offrirti la migliore connessione possibile. E non dimentichiamo 6G Sandbox, una piattaforma per testare e validare soluzioni integrate che combinano reti terrestri e non terrestri. Infine c'è Adroid 6G, che lavora sulla convergenza tra comunicazione, calcolo e controllo per offrire servizi IoT affidabili attraverso diverse reti. Insomma, l'Europa non sta certo a guardare. E a proposito di guardare avanti, l'ETC sta lavorando attivamente anche sulla standardizzazione della NTN. Sì. A tal proposito è interessante citare Nicolas Schubert di Thales Alenia Space. Come vicepresidente del comitato tecnico dell'ETSI sulle stazioni e i sistemi satellitari, ha una visione chiara di come integrare le reti satellitari con le reti mobili terrestri. E qual è la spinta commerciale dietro a questa integrazione? Schubert sottolinea che gli utenti vogliono un accesso standardizzato o una connettività globale e che c'è bisogno di ridurre i costi, superando i sistemi proprietari che spesso sono più costosi e meno interoperabili. Capisco. Quindi l'obiettivo delle NTN è creare una sorta di linguaggio comune tra tutti i tipi di satelliti e sistemi mobili terrestri. Esatto. E il 5G con la sua interfaccia radio flessibile è un'ottima base di partenza. Quindi le NTN non sono un'aggiunta, ma sono integrate nel 5G dalla release discendente del 3GPP. E saranno parte integrante del 6G per rendere le reti più resilienti e garantire la continuità del servizio, ad esempio per chi si trova in mare o in aereo. Giusto. E c'è una differenza importante. Nel 5G l'implementazione dell'NTN riguarda l'integrazione a livello di servizio e di terminale, come il tuo telefono si connette e quali servizi può usare. Nel 6G si punta a un'integrazione più profonda a livello di infrastruttura di rete. E su cosa sta lavorando l'ETSI per la standardizzazione delle NTN? Stanno definendo standard per i collegamenti ottici nello spazio libero tra satelliti, standard comuni per i dispositivi che usano la NTN in collaborazione con l'ETZ MSG. Stanno anche valutando come implementare tecniche di routing all'interno di costellazioni di satelliti su diverse orbite, andando oltre quello che fa il 3GPP. Un lavoro complesso, ma necessario per il futuro delle comunicazioni. E l'ETSI si occupa anche del software in tutto questo. Certo, l'ETSI ha un gruppo di sviluppo software, l'SDG, che porta avanti iniziative come OpenSlice, che riguarda la fetta di rete come servizio, e OpenKPIF, un sistema di API aperte comuni. Questi progetti mirano a rendere le NTN e altri servizi di rete più interoperabili e flessibili. E per finire, l'ETC si sta concentrando anche sulla formazione, sulla standardizzazione per preparare la prossima generazione di esperti in questo campo. Assolutamente. Lo fanno attraverso programmi come l'Education About Standardization, IS, e collaborazioni con le università. È fondamentale per la crescita sostenibile e competitiva del settore ICT. Ora passiamo a un argomento che tocca da vicino la nostra vita quotidiana: i benefici per i servizi di emergenza e per la connettività nelle zone isolate. Sì, e per approfondire questo tema prendiamo come riferimento il CENSA Servizio Regionale Friuli Venezia Giulia, che si occupa di soccorso alpino e speleologico. La loro guida su come chiedere aiuto in montagna evidenzia l'importanza di comunicazioni affidabili in zone impervie o isolate, soprattutto in situazioni di emergenza. Quando si chiama il 112 dal Friuli Venezia Giulia è fondamentale dire da dove si chiama il proprio numero.
La località esatta con riferimenti cartografici, le coordinate GPS disponibili, indicazioni su punti visibili dall'alto, cosa è successo, quando, quante persone sono coinvolte, le loro generalità, le condizioni dei feriti e la loro posizione precisa. E se serve un elicottero? Bisogna dire all'operatore quanto tempo ci vuole per arrivare sul posto a piedi, le condizioni meteo del terreno, la presenza di vento, la visibilità ed eventuali ostacoli come fili elettrici o funivia. Informazioni preziose per chi si trova in difficoltà. Ricordiamoci anche i segnali internazionali di soccorso. Alzare le braccia I significa ho bisogno di aiuto, alzare un braccio N significa non ho bisogno di aiuto. E per chi viaggia in Europa, il CNSS-FG fornisce anche i numeri di emergenza di altri paesi. Slovenia, Austria, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Utilissimo. E tutto questo si lega al potenziale del 5G NTN, come dice l'articolo, come inviare un SOS in montagna. Questa tecnologia potrebbe portare la copertura anche in zone remote ad alta quota, permettendo di mandare SOS direttamente dallo smartphone via satellite LEO. Un'evoluzione che potrebbe salvare molte vite. Sì, aziende come Qualcomm, Starlink e AST SpaceMobile stanno investendo in questa tecnologia e le prime implementazioni potrebbero arrivare tra il 2025 e il 2026. Ottimo. Ma è importante ricordare che, mentre il 5G NTN è in fase di sviluppo, i dispositivi satellitari dedicati alle emergenze, come i Garmin InReach o i PLB, sono ancora la soluzione più affidabile dove non c'è copertura mobile. Vero, prima di andare in montagna o in zone isolate bisogna sempre controllare la copertura del telefono e in caso di dubbi portare un dispositivo satellitare. La sicurezza prima di tutto. Assolutamente. E per concludere, diamo un'occhiata a cosa sta succedendo a livello industriale. ITRI, l'Industrial Technology Research Institute, ha fatto dei test multiorbita con il 5G NTN insieme a Eutelsat, MediaTek e Airbus. Hanno dimostrato che l'interfaccia aerea 5G può funzionare sia con satelliti LEO che GEO. Interessante. Un dispositivo 5G con chip MediaTek si è connesso alla stazione base NTN dell'ITRI tramite un collegamento satellitare Q-band fornito da Eutelsat OneWeb usando un satellite Airbus. E poi? L'ITRI e Chunghwa Telecom hanno anche dimostrato una connessione banda larga CPG NTN su un satellite GEO usando il satellite ST2 di CHTC, raggiungendo un'altissima efficienza spettrale. Risultati promettenti. Sì. Queste sperimentazioni dovrebbero accelerare l'integrazione tra reti satellitari e terrestri, rendendo l'accesso commerciale a banda larga e satellitare 5G più vicino e portando connettività ovunque per diversi settori. Quindi l'integrazione è la chiave per il futuro della connettività globale. Esatto. Siamo arrivati alla fine della nostra emissione. Sì, per riassumere in italiano. L'integrazione tra reti terrestri e non terrestri apre nuove prospettive per la connettività globale. L'Europa è in prima linea nello sviluppo di standard e tecnologie grazie a iniziative come quelle delle TSI e a progetti di ricerca sul 6G. Questo avrà un impatto significativo non solo sulle nostre comunicazioni quotidiane, ma anche su settori cruciali come i servizi di emergenza e la connettività nelle aree remote. E per concludere ti lascio con una domanda. Considerando l'evoluzione del 5G e l'arrivo del 6G con l'integrazione dei satelliti, quali saranno le applicazioni più rivoluzionarie che trasformeranno il nostro modo di vivere e lavorare nei prossimi anni? Pensaci. Ti invitiamo ad approfondire questi temi e a immaginare le implicazioni di una connettività davvero ubiqua. Grazie per averci seguito in questa immersione. Alla prossima.